è assolutamente impensabile che io possa anche solo immaginare un vulnus alla indipendenza e all'autonomia della magistratura, che per me sono un elemento sacrale. Sgombra il campo dalle polemiche che negli ultimi giorni hanno caratterizzato la giustizia italiana. Il ministro Carlo Nordio, nella sua prima inaugurazione dell'anno giudiziario da guardasigilli, proprio in quel tribunale che l'ha visto al lavoro come PM per 40 anni. Naturalmente noi proporremo delle riforme perché fa parte del nostro programma che ci è stato affidato dai cittadini con le elezioni, ma contiamo di farlo, come ho detto davanti al signor Presidente della Repubblica, con il contributo e con l'aiuto dell'Accademia, della magistratura e dell'avvocatura. Ma ci sono delle contraddizioni che devono essere risolte, prosegue il ministro, riferendosi al codice penale del 1930 firmato da Mussolini e a quello di procedura penale firmato da Giuliano Vassalli, eroe della Resistenza, modificato e demolito più volte anche dalla Corte Costituzionale. Questi due pilastri della giustizia penale vanno armonizzati tra di loro nell'ambito ovviamente del quadro costituzionale. Nel suo intervento in aula il ministro procede a braccio accogliendo l'accorata richiesta del presidente della Corte d'Appello Citterio circa la situazione di drammatica carenza di personale, specie amministrativo, nei tribunali del Veneto ed assicura il suo impegno per risolvere dal punto di vista normativo e pratico il problema. Venezia poi non è l'unica. La mia Treviso, che oggi è qui degnamente rappresentata dal mio collega, è in una sofferenza per certi aspetti ancora maggiore. Mi si dice che le denunce alla Procura della Repubblica vengono raccolte con grandissime difficoltà e qualche volta addirittura vengono rinviate per un tempo intollerabile. Intanto lunedì verrà presentato, alla presenza del Presidente della Repubblica, il progetto di giustizia di prossimità che consentirà a 7.000 uffici periferici di costruire un anello di congiunzione tra cittadini e varie amministrazioni, compresa la giustizia.